Una mostra per ricordare a tutti che il Veneto non è solo terra di lavoro e capannoni, ma di storia, cultura e soprattutto felicità, che trabocca dalla passione artigiana, dal paesaggio che dalla laguna di Venezia alle Alpi si offre nella sua bellezza unica e straordinaria. Veneto felice, espressione della radiosa letteratura di Giovanni Comisso e ispirazione che ha guidato le opere composte da 15 artisti per comporre la mostra premio Brazzale Eccellenti Pittori ospitata al Museo Le Carceri di Asiago fino a settembre. Mostra che arricchisce anche la stagione dell'Asiago Festival, il cui curatore Alberto Brazzale si è esibito in un piccolo concerto al violoncello. È un'arte positiva e in controtendenza rispetto all'arte contemporanea che spesso invece è negativa, comunica messaggi mortiferi. Qui invece abbiamo bisogno di un atteggiamento molto diverso, quindi abbiamo commissionato a questi 15 artisti dei quadri, delle opere che ci riportino a una speranza, a una positività legata al Veneto e non solo. È un Veneto che nasce da un'idea letteraria, perché il titolo Veneto Felice deriva da un libro di Giovanni Comisso, grande scrittore veneto del Novecento, appunto vitalista, positivo, però era, come dire, bisognava capire se queste cose riuscivano a funzionare anche nel presente e ho visto che sì. Un messaggio che parla a un Veneto provato dalla pandemia con il linguaggio della consapevolezza delle proprie risorse. In mostra troviamo infatti alcuni dei simboli più amati, dalle ville storiche con i banchetti di Raffaele Minotto, le vetrate di Villa Tretti Rezzonico di Campodoro sigillate nella memoria di Matteo Massagrande, i merletti di Burano di Elisa Rossi, l'arte sacra in chiave moderna di Giuliano Guatta e poi il Leone di San Marco nella icona plastica del vedutista romano Mauro Reggio e nel racconto ispirato alla pietra di montagna di Alessandro Fogo. E ancora una fioritura viola tra le barene veneziane di Fabio Bianco e i metafisici vetri di Murano, omaggio a un'opera di Tiepolo di Marta Sforni, per finire con l'atmosfera interclassista e gaudente delle osterie venete di Enrico Robusti, dove si mescolano storie di vita e di vizi, o la Fontana delle Tette che sprizza vino, visione dionisiaca di Lorenzo Tonda, e ancora la cantinetta svuotata dagli amici di Alessandro Neretti. E poi il paesaggio, con i contrasti di luce caravaggeschi dell'Antenore di Nicola Verlato, le scatole narrative di Vanni Cuoghi che sembrano ispirate alle quinte palladiane del Teatro Olimpico arrivate dal cassetto dei nonni, gli scorci vedutisti di Nicola Nannini e i paesaggi surreali, abbaglianti e interrogativi di Manuel Pablo Pace. Ed è un riflesso alla fine poi del paesaggio, il paesaggio straordinario che noi qui in Veneto possiamo vivere, che influenza il carattere delle persone e diventa quasi una proprietà stessa della materia con cui il Veneto e i Veneti sono fatti, che rivive costantemente a dispetto anche delle metamorfosi che i tempi inducono. Terra, sacrificio, non tradiscono nel Veneto, il lavoro non tradisce, e questa fiducia che viene appunto probabilmente anche dal paesaggio è un timbro che noi riscontriamo sempre, tant'è che direi più che Veneto felice si potrebbe dire Veneto comunque felice. Ecco, questa mostra è un po' una specie di murrina caleidoscopica di quelle che sono le fermentazioni in atto nella cultura veneta, tra gli artisti veneti.